Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Giura sulla Costituzione e dà il via al secondo mandato. Valentina Ghio, forte della vittoria al primo turno, ma spiega in aula, aperta anche a chi non ha votato o chi ha votato per altri. Presidente dell'Assemblea è stato riconfermato Massimo Bixio, il vice è Paolo Smeraldi. 3 i gruppi di maggioranza: Valentina Ghio sindaco, da dove arrivano gli assessori Gianelli, Pinasco, Battilana ed Elisa Bixio, e i consiglieri Massimo Bixio, Silvio Rezzano, Gabriel Dell'Uomo, Daniela Mangini, Marco Piccinini, Andrea Garibotto e ancora Gabriele Ovindo e Mara Foresta, che è la capogruppo. Poi la lista Viviamo Sestri, che ha eletto Luca Ciotoli, mentre Giorgio Calabrò, critico con la giunta per aver pescato i nomi da una sola lista, rappresenterà Sestri al centro. Nella giunta si è rivista la Pinasco, assente nei giorni scorsi per motivi di lavoro, che impronterà il suo mandato di assessore ai servizi sociali nell'ascolto diretto con la gente. Io sono l'unico assessore nella storia che non ha avuto l'ufficio, perché non l'ho voluto, perché secondo me bisogna stare tanto fuori e poco chiusi dentro. Poi abbiamo una Sestri che è bellissima e quindi è anche più facile stare fuori. Ai banchi della minoranza i gruppi sono 5, Sestri e di tutti con Giampaolo Benedetti capogruppo, Riprenditi Sestri guidata da Marco Conti, Giovanni Toti Liguria con Giancarlo Stagnaro e per il Movimento 5 Stelle Fabio Sturla. La Lega è rappresentata dal capogruppo Albino Armanino e da Paolo Smeraldi. Quale sarà la vostra posizione di opposizione a questa giunta? Sarà di proposta, noi saremo semplicemente di proposta e vigileremo soprattutto che mantenga le promesse che ha fatto. Ci sono stati dei ripescaggi di persone che hanno già svolto questo ruolo negli anni passati, noi speriamo che lavorino bene e faremo la guardia a queste cose.